Buongiorno e buon anno, perché oggi è la prima volta che ci rivediamo dopo l'inizio di questo 2022. Siamo comunque anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio molto importante: è arrivata una convocazione nel tardo pomeriggio di ieri riguardante la conferenza stampa che il governatore Luca Zaia terrà questa mattina nella sede della Protezione Civile di Marghera, quindi alle 12:30, come sempre in diretta qui su Rete Veneta. Notizie importanti. Sappiamo che questa è una settimana davvero importante per la gestione dell'emergenza coronavirus, sia perché abbiamo visto un'impennata nei numeri di questa variante Omicron, ma anche perché il governo sta decidendo un'ennesima stretta, probabilmente dal punto di vista dell'obbligo vaccinale, o comunque delle scelte che porteranno a ripercussioni molto importanti per tante fasce della popolazione. Se ne saprà qualcosa di più fra un paio di giorni, ma come dicevamo è una settimana decisiva. Noi però, prima di andare a sentire Zaia, prima di andare a vedere che cos'è successo in Veneto nelle ultime ore, ci facciamo raccontare le ultime novità da Chiara Gaiani, in collegamento via Skype dalla nostra redazione padovana. Chiara, buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori, buon anno anche, visto che è la prima volta che ci vediamo in questo nuovo anno. Anche qui a Padova c'è grande preoccupazione per quanto riguarda ovviamente il fronte dei contagi. È stato un fine settimana di super lavoro in questo Capodanno per gli ospedali veneti e per gli ospedali padovani, dove sono ricoverate, pensate, 254 persone, 51 delle quali sono in terapia intensiva. Code in tutti i punti tampone si sono registrate in questi giorni, ma anche un record per quanto riguarda le vaccinazioni. Solo nel Poro della Fiera si sono presentate nella giornata di ieri pare quasi 5.000 persone, 3.200 avevano l'appuntamento, altre 2.000 si sono invece presentate senza la prenotazione, perché era una giornata ad accesso libero. Quindi diciamo si continua ad andare avanti, anche se veramente, per esempio io stessa mi sento circondata in questo momento da persone positive. Tanti ti raccontano che davvero, e questa è una sensazione che per la prima volta mi sta facendo anche così personalmente, se vi racconto la mia vicenda personale, preoccupare, non si capisce dove lo si prende, nel senso che davvero è una situazione molto particolare. Ti dà la sensazione di quanto questa variante si stia diffondendo rapidamente. Anche io da cittadina sto aspettando di sentire le notizie del governatore Zaia per quanto riguarda uno degli altri fronti. Tu accennavi prima, Ferdinando, al fronte del Super Green Pass, che sarà forse necessario, si attende il governo per andare al lavoro. C'è però un altro fronte caldo, che è quello delle scuole. I dirigenti scolastici stanno attendendo indicazioni. Le scuole del Veneto, del Padovano, dovrebbero ritornare ad aprirsi lunedì prossimo, quindi esattamente tra una settimana, e vi assicuro che già in alcune chat degli studenti si sta festeggiando la possibile DAD, oppure invece al contrario qualcuno è preoccupato. C'è grande attenzione e tensione anche su questo fronte. Ti do un'altra notizia relativa ai contagi, perché è arrivata proprio pochi minuti fa in redazione la notizia della KON Padova, la volley. Sappiamo questa squadra milita nel massimo campionato di pallavolo italiano. Sono 8 giocatori positivi, saranno confermati proprio in queste ore i casi dai tempi molecolari che verranno effettuati in questo momento. Anche questo è un altro grande fronte di incertezza, con la ripresa dei campionati qui alle porte. Vedremo come si evolverà su questo fronte. Chiara, abbiamo già delle notizie di cronaca da Padova in questa mattinata? Sì, purtroppo ci sono da registrare 2 vittime di 2 diversi incidenti mortali che sono accaduti a Cittadella ieri mattina all'alba. Un uomo di 81 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito e ucciso da un'auto in una strada di campagna, proprio alle porte di Cittadella. Ci troviamo a Santa Croce Bigolina, via Tre Case, una strada che a detta dei residenti è molto pericolosa, dove le auto viaggiano molto velocemente. Del resto è una situazione
situazione anche meteorologica molto particolare, quella che abbiamo vissuto in questi giorni. Siamo stati circondati dalla nebbia, forse oggi è la giornata diciamo leggermente migliore da questo punto di vista. Nel pomeriggio a Pontelongo un uomo di 79 anni probabilmente insomma colpito da un malore è uscito di strada, si è schiantato contro un pesante paracarro in cemento, anche lui nonostante i disperati tentativi fatti dai sanitari del SUEM che lo hanno poi portato all'ospedale di Piove di Sacco non ce l'ha fatta. Ecco un capodanno insomma che si apre in modo abbastanza tragico sulle strade del Padovano. Chiara, allora io ti terrei un attimo qui con noi per vedere il servizio che avete già preparato sull'incidente di Cittadella. Lo vediamo, poi torniamo alle notizie da Padova. Era uscito di casa all'alba, come al suo solito, in sella alla sua bici. Aveva 81 anni Valentino Parolin. La sua vita si è fermata a pochi metri dalla sua abitazione in via Tre Case, a Santa Croce Bigolina, frazione di Cittadella. L'uomo è stato travolto da un'auto nonostante il disperato tentativo di frenata. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l'anziano. Le indagini sull'incidente sono affidate alla Polizia Stradale di Padova. Sui social i residenti lanciano un appello al comune e al sindaco. Dopo tanti avvertimenti, stamattina l'autostrada di via Tre Case ha avuto la sua prima vittima. Non è giusto però che le vie di periferia siano sempre abbandonate in questo modo. Ci vogliono controlli, non dossi, fate qualcosa. Chiara, questa è la notizia, naturalmente poi approfondiremo anche quelle che sono le ricadute, quelle che sono poi le possibili segnalazioni da parte dei cittadini, come sempre facciamo per una strada che viene definita da molti utilizzata in modo sbagliato da chi la percorre. Chiara, prima di salutarti, abbiamo altre notizie da Padova della mattinata? Ecco, volevo salutarvi con delle belle notizie, il sorriso dei piccoli nati in questi primi giorni del 2022. Mary M, che è la prima nata del Veneto, è nata nella clinica ostetrica dell'azienda ospedaliera di Padova ed è stata nominata dalla Federazione delle Donne per la Pace ambasciatrice di pace, quindi insomma un futuro davvero luminoso di pace. E poi questa bella notizia, un piccolissimo nato a Schiavonia, nell'ospedale simbolo di questa pandemia, Babilal, pensate, è nato con la camicia, cioè con il sacco amniotico integro. È un evento rarissimo, uno ogni 65.000 parti. Davvero speriamo che sia un segno di buona fortuna, ne abbiamo tutti tanto bisogno. Allora vediamo fra poco il servizio sui nuovi nati nella provincia di Padova. Chiara, noi ti ringraziamo, come sempre siamo in onda fino alle 13:30, quindi se ci sono altre novità non esitate a richiamarci. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Noi torniamo in studio, ma per vedere un'altra notizia padovana che però guarda all'estero, guarda alle persone meno fortunate, guarda ad altre zone del mondo, perché Assindustria è a fianco del QAM nelle vaccinazioni. 50.000 euro a sostegno del QAM per vaccinare l'Africa. Assindustria Veneto Centro risponde all'appello dell'ONG padovana per sostenere le vaccinazioni in Mozambico. Un impegno che vede gli industriali padovani e trevigiani a fianco dell'associazione guidata da Don Dante Carraro per finanziare la campagna vaccinale nelle province africane di Tete e Sofala, assicurando il trasporto dei vaccini, l'equipaggiamento delle strutture sanitarie, la formazione del personale, la sensibilizzazione delle popolazioni e l'avvio dell'attività di vaccinazione. La persistenza della pandemia è una minaccia che necessita di una risposta globale, ha dichiarato in una nota il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, di un impegno concreto per supportare la vaccinazione presso le popolazioni africane. Siamo convinti che nessuno può salvarsi da solo, che nessuno sarà davvero al sicuro fino a quando il virus non verrà debellato in ogni parte del mondo. La donazione di Assindustria Veneto Centro contribuirà alla somministrazione delle prime 20.000 dosi con il proposito di raggiungere numeri molto più elevati. E ora vediamo il servizio preparato dalla nostra redazione padovana sui primi nati del 2022. C'è anche un bambino nato letteralmente con la camicia.
Ha battuto tutti anche in Veneto Mary M, la piccola venuta alla luce 13 minuti dopo la mezzanotte del nuovo anno nella clinica ostetrica dell'azienda ospedaliera di Padova. 2,9 kg di dolcezza, è arrivata con un po' di anticipo questa piccolina, nominata dalla Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo ambasciatrice di pace. E tra la felicità di neomamme e neopapà, questo è il sorriso di Babi Lal, che il giorno di Capodanno lo ha chiuso, nascendo alle 23:12 minuti in uno dei luoghi simbolo del difficile momento che stiamo vivendo, l'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia. Babi Lal è nato con la camicia, letteralmente, ovvero con il sacco amniotico integro ricoperto da una membrana chiara, da cui il termine camicia. Si tratta di un evento molto raro che accade ogni 65.000 parti. Benvenuto Babi Lal, nato protetto e coccolato. La tua venuta al mondo sia per tutti un segno di fortuna e prosperità. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, alle 12:30 c'è anche la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Saremo collegati alle 12:30 con la sede della Protezione Civile di Marghera per la prima conferenza stampa di questo 2022 da parte del governatore Luca Zaia. Notizie importanti sono attese perché sappiamo che potrebbe cambiare molto ancora nei prossimi giorni con le nuove decisioni da parte del governo, con una possibile stretta sia sul mondo del lavoro che sulla scuola. Ci sono davvero tantissimi temi, anche perché i dati crescono ancora, non abbiamo come sempre quelli odierni perché li fornisce Zaia all'inizio della conferenza stampa, ma abbiamo visto nei giorni scorsi che la variante Omicron continua a correre, pur se con una minore pressione sulla sanità, quindi cambia anche la gestione puramente sanitaria di quello che è un evento che insomma stiamo trascinando ormai davvero da troppo tempo. Ma prima di andare a vedere tutta la parte sanitaria, tutta la parte dell'emergenza Covid di questo nostro primo Focus TG del 2022, vediamo ancora la cronaca, perché abbiamo ricevuto qualche informazione in più sull'incidente costato la vita nella giornata di ieri a un pensionato a Pontelongo. Si tratta di un uomo di 79 anni, il cui nome è Giuliano Zemignan, uscito di strada in via Roma a Pontelongo mentre era alla guida della sua auto. Sembra che l'incidente sia stato causato da un malore. L'uomo stava percorrendo una strada arginale, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un paracarro di tracchite. Il masso, precipitato al suolo, non ha provocato poi alcun danno. Per l'anziano trasportato all'ospedale di Pieve di Sacco non c'è stato purtroppo nulla da fare. Caos e incidenti anche sulla A27 nella giornata di ieri, probabilmente forse a causa anche della visibilità piuttosto ridotta. È stato di 3 feriti, miracolosamente tutti lievi, il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull'autostrada A27 in direzione Venezia all'altezza di Lovadina di Spresiano. La carambola provocata dalla scarsa visibilità dovuta alla nebbia e probabilmente a una velocità che potrebbe essere ritenuta non consona da parte di qualcuno o delle persone coinvolte o di altri veicoli, ha coinvolto ben 7 macchine. Il traffico, che era già congestionato e andato in tilt con code chilometriche, automobilisti costretti a percorrere l'arteria a passo d'uomo in attesa che si concludessero le operazioni di soccorso condotte dal SUEM 118 dei Vigili del Fuoco di Treviso. A essere accompagnate al pronto soccorso 3 veneziani residenti a Mira di 24, 36 e 37 anni. Per chi rientrava dalle montagne è stato un viaggio da incubo, ci fanno sapere le persone rimaste coinvolte in questa ennesima giornata di passione sulle strade del Veneto. Giornata di passione che si è vista anche sull'altopiano dei 7 comuni, preso letteralmente d'assalto in questo ponte del primo dell'anno. Ci sono state lunghe colonne praticamente su tutte le direzioni di uscita dall'altopiano stesso, con problemi di viabilità non dovuti a
incidenti, perché non ce ne vengono segnalati di particolarmente rilevanti, ma proprio a un flusso di auto importantissimo, con tutte le conseguenze del caso, con le percorrenze che si sono alzate proprio di molto, servivano ore per andare e venire dall'altopiano. Ne parleremo con i sindaci dell'altopiano, con le persone che possono magari dare qualche indicazione perché questo in futuro, se non nell'immediato futuro ma più avanti, non si debba ripetere. E parliamo di viabilità con l'assessore regionale De Berti, che ha fatto il punto per quanto riguarda i progetti in cantiere, in questa volta nel Bellunese. La provincia di Belluno in questi ultimi anni è stata baciata dalla fortuna di avere questi due grandi eventi, uno che erano i mondiali 2020, poi tenutesi nel 2021, e le future Olimpiadi del 2026, che hanno permesso di fatto di poter fare degli investimenti che il territorio richiedeva da tantissimi anni. Dalla variante di Longarone a quella di Cortina, passando per la messa in sicurezza dell'accessibilità di tutta la statale Alemagna, in entrata alla Perla delle Dolomiti. Per il Bellunese si apre una stagione di rinascita dal punto di vista della mobilità e viabilità grazie all'appuntamento con la storia alle Olimpiadi del 2026. Negli ultimi 5-6 anni per il territorio bellunese sul fronte infrastrutture e trasporti si sono fatti investimenti che hanno sfiorato il €1 miliardo, opere di cui negli anni si è discusso e che sono pronte a vedere la luce. La lungimiranza del presidente Zaia ha permesso di chiedere già l'anno scorso all'allora ministro De Micheli di autorizzare ANAS ad avviare la progettazione della variante di Cortina e quella di Longarone, nonostante la prima non fosse ancora completamente finanziata. ANAS ha così potuto continuare i progetti che saranno consegnati a gennaio, spiega la vicepresidente della regione De Berti. Infatti sia per la variante di Cortina che per la variante di Longarone siamo pronti con il progetto definitivo, e quindi verrà consegnato al commissario Sant'Andrea il progetto definitivo, e il commissario della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 avrà ovviamente il compito di realizzarla nel tempo utile. 300 milioni di euro per la variante di Cortina, 270 milioni per quella di Longarone, infrastrutture che potrebbero non essere interamente completate entro il 2026, ma comunque in buona parte realizzate e già fruibili. Una parte dell'intervento in tutti e due i casi potrebbe essere realizzato, e sicuramente saranno già di per sé un miglioramento dell'accessibilità e una risoluzione importante del problema che affligge quei territori. Restiamo in montagna, perché nonostante la possibilità di riaprire gli impianti diversamente da quanto era accaduto l'anno scorso, ricorderete, con tutti i problemi poi per un comparto importantissimo come quello del turismo invernale, insomma la stagione è partita, poteva partire meglio, ma si teme che ci siano dei cali piuttosto importanti anche nelle presenze. Tutto sommato lo vediamo positivamente, perché rende anche tutto il resto della clientela molto più tranquillo, i controlli li facciamo. Sapete benissimo che in zona Dolomiti Superski viene controllato ogni singolo passaggio. Io credo che passare dal buzzer rinforzato non sarà una difficoltà. Dal 10 gennaio per accedere agli impianti di risalita sarà necessario essere muniti di Super Green Pass, una misura introdotta nell'ultimo decreto del governo che non sembra spaventare i gestori, preoccupati invece da un'affluenza sulle piste inferiore a quella degli anni pre-pandemia. Credo che si possa parlare durante queste festività, perché all'inizio è di un calo intorno al 30%, esattamente come avevamo previsto. La grande incognita resta però dopo il 9 di gennaio, chiaramente, perché mancheranno gli stranieri. Stranieri che pesano per il 50% sulle presenze e la cui assenza si farà sentire in un anno che dopo lo stop forzato dell'inverno 2021 punta almeno a coprire le spese che gli impianti devono sostenere anche a causa degli aumenti dell'energia. Le aziende impianti a fune hanno costi fissi molto elevati. Oggi l'obiettivo è coprire i costi, anche quelli dell'energia per far neve, perché abbiamo dovuto farne tanta quest'anno. Intanto alle ultime norme per arginare il contagio per i gestori degli impianti si aggiungono anche le nuove regole, dall'obbligo di casco fino ai 18 anni a quello di un'assicurazione per sciare fino al divieto di affrontare le piste in stato di ebbrezza. Forse non era l'anno di far entrare in vigore una legge del genere, insomma, parliamoci chiaro. Abbiamo già subito un colpo durissimo, gli sciatori sono stati un anno senza mettere gli sci, adesso accollare anche questa nuova legge si poteva rinviare di qualche mese.
Prima di andare in pubblicità, una notizia che ci arriva dall'ANSA in questo momento che riguarda Padova. I carabinieri di Abano Terme hanno arrestato un uomo di 66 anni e la figlia di 20 residenti ad Anguillara per detenzione illegale di armi e munizionamento da guerra e comune. Per ricettazione, inoltre, l'operazione si è svolta qualche giorno fa, ma è stata resa nota solo oggi. Avevano in casa queste persone, in un casolare di aperta campagna, una mitragliatrice, una pistola mitragliatrice, un fucile a pompa, un revolver calibro 357 Magnum, una pistola semiautomatica, tutte armi in perfette condizioni, dotate anche di caricatore, di cui alcuni cosiddetti a banana, quindi una granata a mano con esplosivo plastico ad alto potenziale, tanto da dover richiedere l'intervento degli specialisti della squadra artificieri per renderla inerte. Sono stati trovati inoltre 226 proiettili di diverso calibro. Lo vediamo poi più avanti, magari i nostri colleghi di Padova riescono a farci sapere qualcosa di più. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra poco e fra 5 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Fra poco saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il governatore Luca Zaia terrà la prima conferenza stampa di questo 2022, conferenza stampa molto attesa sia per i dati, sia per la situazione generale, sia per le aspettative che gravano sull'immediato futuro, anche in seguito a quello che potrà decidere il governo con un'eventuale nuova stretta sul Green Pass, Super Green Pass al lavoro, sulla gestione scolastica di una situazione davvero molto complicata, quindi siamo tutti in attesa delle novità da parte del governatore. Nel frattempo, visto che vedremo i dati fra poco, arriva una notizia nazionale, perché Massimo Galli, ordinario fuori ruolo di malattie infettive alla Statale di Milano, ha parlato di un picco di contagi entro il mese di gennaio. Da come sale, ha detto Galli, la curva non lascia fare previsioni certe. Sicuramente per un giorno o due ci saranno meno tamponi, ma questo si sapeva, in percentuale ovviamente più contagiati, perché in questi giorni di festa i tamponi li fa solo chi ha sintomi o contatti diretti con positivi, ma cambia poco, perché tampone o non tampone la diffusione è un dato di fatto. Realisticamente Galli dice di aspettarsi ancora una crescita per diversi giorni e questo impone naturalmente prudenza. Allora, in attesa del governatore, vediamo insieme con la regia di Fabio Verin i dati. Gli ultimi disponibili sono quelli non della giornata di oggi, sono quelli di questo fine settimana. Allora, sono decisamente bassi i contagi, ma sappiamo che non c'è da stare allegri, non c'è da cantare vittoria, perché nei giorni di festa ovviamente vengono fatti molti meno tamponi. Sono state 3.816 le positività dei giorni scorsi, che hanno portato il numero complessivo dall'inizio dell'epidemia dei positivi a 663.809. Il fatto che invece i numeri stiano salendo è confermato dai 106.799 persone positive in Veneto all'ultima rilevazione disponibile. Il dato è cresciuto dal giorno prima, quindi vediamo che sicuramente contagi ce ne sono stati. Sono 12.408 purtroppo le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza Covid in tutto il Veneto. Vediamo la situazione della sanità, perché è qualche giorno che le tabelle diffuse dall'azienda Zero della Regione del Veneto denotano un trend un po' particolare, ovvero abbiamo, o avevamo forse meglio dire, 1.264 persone ricoverate in area non critica, di cui 1.120 positivi, 144 che si sono negativizzati, 202 le terapie intensive impegnate, di cui 188 con persone ancora positive, 14 con persone che si sono negativizzate. La differenza con il giorno prima, e potete vedere questo dato, è di un bilancio negativo di 14 unità in area non critica, quindi diminuisce la pressione sugli ospedali e la pressione invece sulle terapie intensive è sostanzialmente invariata, perché abbiamo un bilancio positivo di 4 unità, 4 casi in più.
cala, scende anche il numero dei decessi che resta sempre drammatico, perché 11 morti per Covid è sempre un dato assolutamente tragico, però è minore rispetto ai giorni scorsi, quando eravamo arrivati a 20-25 decessi quotidiani a causa del Covid. Questa era la tabella dell'emergenza, sia per i contagi che per la sanità. Vedremo oggi i dati che fornirà il governatore Luca Zaia. È plausibile pensare che anche oggi il numero dei contagi sia piuttosto ridotto a causa del minor numero di tamponi che sono stati fatti nel fine settimana. Adesso usciamo da questa grafica e andiamo a vedere quella dei vaccini. Anche questi sono aggiornati a qualche ora fa, sicuramente non a questa mattina, e vediamo che effettivamente durante il ponte di Capodanno c'era stato poco movimento, ma era stato anche annunciato. Sono infatti 1168 le dosi somministrate e riportate dall'ultimo bollettino regionale, di cui solo 52 prime dosi. Ripetiamo, sono dati di un ponte festivo in cui i centri vaccinali erano anche in gran parte fermi, quindi sono numeri piuttosto bassi. 1102 addizionali booster, quindi la gran parte è ancora una volta portata dalle terze dosi. Siamo piuttosto a rilento sulle prime dosi, ma è certo che questi numeri invece torneranno a salire. Allora, vediamo che il Veneto ha somministrato comunque il 98,7% delle dosi a disposizione, che porta a queste percentuali: 79,2% della popolazione totale. Attenzione, c'è una differenza con la tabella che vedremo fra poco, se ne avremo tempo. Questa è la popolazione totale del Veneto. 77,1% al ciclo completo. Ormai il 35%, abbiamo superato un terzo dei veneti che hanno il booster, la terza dose. Ancora, questa è la tabella un po' più importante in questo momento, perché ci mostra le percentuali di vaccinati sulla popolazione vaccinabile. Sono infatti l'87,1% dei veneti vaccinabili che hanno la prima dose, ed è cresciuto in modo deciso questo numero negli ultimi giorni. Ovviamente 100% degli over 80, 93,7% della fascia 70-79. L'85% dei veneti vaccinabili ha anche la seconda dose, 99,2% degli anziani over 80, quindi anche qui vedete che sono dati che confermano un ritmo piuttosto alto nella campagna vaccinale. Terza dose, booster, 39% secco dei veneti ha la terza dose, veneti vaccinabili ovviamente. Il 77,6% degli over 80 ha la terza dose, quindi anche qui vediamo che le coperture sono importanti. Da qualche giorno viene inserito in questa tabella anche il numero dei più giovani vaccinati. Sono infatti il 10,9% i bambini in età fra 5 e 11 anni che hanno avuto la prima dose. Quasi l'11%, il ciclo completo l'ha avuto lo 0,7%, ci avviciniamo all'1%, mentre vediamo che l'addizionale booster non è prevista ancora per queste fasce più giovani della popolazione, ma sommando tutti i dati, insomma, la situazione comincia ad assumere i connotati di una copertura molto molto forte in questa campagna vaccinale. Vedete, queste sono le percentuali divise nelle ULSS. Vediamo se riusciamo a dare un'occhiata in attesa di Zaia fra i più, possiamo dire così, virtuosi e chi invece ha coperture minori. Questi sono i dati delle varie ULSS del Veneto, e questi sono invece i numeri. Vedete che siamo a ridosso di quelli che erano i dati del momento più forte della campagna vaccinale, con 50-55 mila dosi, che è arrivato fra giugno, luglio e agosto. Prima poi del calo dovuto al fatto che le prime e le seconde dosi erano state fatte ed è iniziata la gestione del booster. Il booster è questo con
con i dati in rosso, come potete vedere. Adesso i dati in giallo, il grafico in giallo ci segna le prime dosi, vuol dire che sta risalendo ancora una volta la campagna vaccinale. Vedremo come andrà nei prossimi giorni, vedremo anche dalla voce, sentiremo dalla voce di Luca Zaia i dati più recenti. Possiamo tornare in studio in attesa del governatore, vediamo con la regia di Fabio Verin, sempre pronti a dare la linea a Marghera. Vediamo che qualcosa si muove anche attorno al tavolo, già pronto con tutti i microfoni per questa prima conferenza stampa del 2022 di Luca Zaia, molto attesa, molto importante, perché sappiamo ci saranno novità, tutti si aspettano novità, sono state effettivamente annunciate novità per i prossimi giorni, novità che potrebbero avere ricadute determinanti per la vita di tantissime persone in tutta Italia e ovviamente anche in Veneto. Sempre per quanto riguarda la situazione nazionale, ci fanno sapere dalla Fondazione Gimbe, che tiene sempre d'occhio i dati a livello italiano, al crescere dei nuovi casi di Covid-19 non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri. Questo l'abbiamo appena visto anche con i dati che sono arrivati dall'azienda Zero della Regione del Veneto, ma con questo tasso di crescita dei casi rischiamo, dicono dalla Fondazione Gimbe, di intasare gli ospedali, perché si può arrivare a 2 milioni di positivi in breve tempo. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, interviene sui media nazionali e dice: tutte le misure messe in campo finora dal governo sono una sommatoria, e questa è una frase piuttosto dura, sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione del virus. Secondo la Fondazione Gimbe è indispensabile avviare una campagna di smart working per contribuire a rallentare la circolazione. Quindi sì, c'è grande attesa per i provvedimenti del governo dei prossimi giorni. È previsto un Consiglio dei Ministri fra un paio di giorni, forse prima dell'Epifania o addirittura all'Epifania, dal quale dovrebbe uscire un nuovo decreto. Tutte le misure messe in atto fin qui vengono comunque criticate, in questo caso da questa importante fondazione che tiene d'occhio tutti i dati quotidianamente. Non è ancora arrivato Luca Zaia, quindi diamo un'occhiata ancora in quelli che sono i lanci d'agenzia di questa mattina. Vediamo ancora un'altra notizia sempre legata alle dichiarazioni forti di Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. C'è una quantità enorme di casi mai vista sempre a livello nazionale, tanto che molti hanno definito la variante Omicron come il virus più contagioso della storia. Addirittura questa è una nota che è arrivata in questo istante in redazione. I numeri che stiamo vedendo la dicono chiara in questo senso. Abbiamo in media circa 100.000 casi al giorno. Avere 100.000 persone al giorno significa che questi sono dati nazionali, lo ricordiamo, 1.100 vengono ricoverate in area medica, 120 in terapia intensiva. Queste sono medie nazionali, lo ricordiamo, abbiamo visto i dati poco fa del Veneto, invece con addirittura un calo in area non critica negli ultimi dati a nostra disposizione e un incremento minimo in terapia intensiva. Comunque ci sono 200 persone ricoverate in terapia intensiva in Veneto, di cui la maggior parte è ancora positiva, però non sono i numeri che ci si aspettava. Per fortuna non sono i numeri che ci si aspettava, perché vedendo il livello di diffusione, la velocità di diffusione di questa nuova variante, si temeva che potesse mandare in crisi anche la sanità del Veneto, che invece sta reagendo piuttosto bene. Tutto questo ci fa presupporre ovviamente non noi, ma gli esperti, gli addetti ai lavori, che questa variante Omicron sia molto meno incisiva sulla salute umana. Cioè, i risultati ci dicono che colpisce più la gola, colpisce le vie aeree superiori, meno i polmoni. Naturalmente curare un mal di gola o un raffreddore come sintomi, piuttosto che curare problemi polmonari e respiratori, è decisamente diverso, e questo lo stiamo vedendo anche dalla minor pressione sulla sanità del Veneto. Luca Zaia non è ancora arrivato, cerchiamo di informarci se ci sono novità sui tempi di partenza di questa conferenza
stampa. I nostri colleghi ci dicono che non ci sono ancora news, ma noi non mandiamo servizi ovviamente per dare la linea immediatamente al governatore nel momento in cui arriverà. Andiamo a spulciare quindi, in attesa di Zaia, ancora l'ANSA. Torniamo su questa serie di dichiarazioni fatte da Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, e si parla anche dei vaccini, perché in tutto questo che abbiamo detto finora abbiamo tralasciato di dire che la campagna vaccinale viene vista come un importante scudo verso una situazione che poteva essere molto, molto peggiore. Sicuramente, dice Cartabellotta, tutto questo, ovvero una minore pressione sulla sanità, una minore pressione anche sulle terapie intensive, quindi sulla sanità, quella che poi porta principalmente ai cambi di colore, è dovuto all'aumento delle dosi booster. Ci si augura anche alla minore virulenza, come abbiamo detto poc'anzi, della variante Omicron. Se la congestione degli ospedali è meno veloce, però comunque un impatto c'è. Con questo tasso di crescita si rischia di arrivare a 2 milioni di positivi, e anche se il tasso di ricoveri fosse l'1%, quindi decisamente basso, avremo 20.000 persone in ospedale. Bisogna dunque provare ad abbassare la circolazione del virus. In primis, sempre secondo Cartabellotta, bisogna limitare i contatti sociali, magari incrementando, e qui torniamo su quello che avevamo detto poco fa, lo smart working. Resta da capire se e come la variazione sullo smart working possa essere incisiva nella gestione di questa fase così delicata della pandemia. Sappiamo che ci si aspettano dal governo importanti novità, soprattutto sulla gestione scolastica. Vediamo se abbiamo qualche novità da questo punto di vista. Nel frattempo nessuna nuova ancora da Luca Zaia. Ecco, per esempio, spulciando l'ANSA, vediamo che il presidente della Regione Campania, De Luca, vorrebbe vedere rinviato di almeno 20 giorni, forse un mese, il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie. È una notizia che arriva anche questa proprio poco fa. Vediamo se riusciamo a capirne di più. De Luca dice che nel quadro di questa diffusione del contagio fra i giovanissimi potrebbe essere una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola. Dice il governatore della Campania: prendere 20-30 giorni di respiro consentirebbe di raffreddare il picco di contagio che arriverà a gennaio e che avrà, queste sono dichiarazioni del presidente della Regione Campania, un'altra spinta qui a gennaio, potendo così sviluppare una vasta campagna di vaccinazione per la popolazione studentesca. Non sappiamo come potrebbe essere preso dalle famiglie un impegno simile. Sappiamo che già il fatto della DAD per quanto riguarda le positività in classe mette a volte in crisi famiglie in cui invece i genitori e gli adulti sono tornati a lavorare. Quindi ma questa è proprio un'ipotesi, vedendo quello che si prevede, quello che si chiede sullo smart working e sentendo queste ipotesi relative alla scuola, viene da pensare che possa essere in arrivo un periodo un po' complicato per tantissime famiglie. Lo stesso Vincenzo De Luca dice: non è comunque una misura ideale. Vediamo se Zaia parlerà. Crediamo che Zaia comunque parlerà di queste possibili novità. Luca Zaia, che stranamente è un po' in ritardo, un quarto d'ora in ritardo, vuol dire che ci sono situazioni in corso. Vediamo se qualcuno ci sta avvertendo nel frattempo di uno spostamento o di una dilazione nei tempi d'attesa di questa conferenza stampa che decisamente si fa attendere, ma ovviamente sappiamo che quando accade questo di solito c'è stata o una riunione improvvisa o un qualche contatto improvviso e di solito insomma non sono buonissime notizie. Quindi dicevamo, siamo in attesa, noi siamo già collegati, siamo in attesa di poter iniziare la diretta della conferenza stampa di Luca Zaia dalla sede della Protezione Civile di Marghera.
non è ancora iniziata, diamo un occhio anche ai social del governatore se ci sono novità qui, perché un quarto d'ora di ritardo, quasi 20 minuti è cosa rara nella gestione delle comunicazioni da parte del governatore del Veneto. Non abbiamo ancora novità, quindi andiamo avanti, rimaniamo qui in doppia finestra in attesa di delle novità da parte di Luca Zaia. Allora, torniamo alle proposte che le regioni hanno fatto nei confronti dell'esecutivo, del governo per la gestione dell'immediato futuro a livello nazionale. Vediamo un po' di movimento, giornalisti e colleghi che si spostano. Allora, la proposta delle regioni ha trovato parecchi punti d'intesa con quello che il governo sta mettendo sul piatto e pare che si vada verso una decisione, a meno che non si annulli tutto con una chiusura prolungata delle scuole. Le scelte che probabilmente verranno fatte per le scuole sono queste. Allora, nel caso di 2 positivi in una classe si passa all'autosorveglianza di 5 giorni con un test a 10 giorni per i ragazzi vaccinati o guariti negli ultimi 3 mesi, mentre per i non vaccinati si passerebbe a una quarantena di 10 giorni con didattica a distanza, quest'ultimo caso dove naturalmente si può fare, appunto per i non vaccinati. Con 3 contagi in una sola classe deve poi essere l'azienda sanitaria a valutare ulteriori provvedimenti come la sospensione dell'attività in presenza in modo più incisivo. Nelle scuole dell'infanzia resterebbe invece la quarantena di 10 giorni per tutti i bambini con un tampone anche con un solo caso positivo. Valutazioni, lo ricordiamo, sono tutte ipotesi, sono tutti rumors che potrebbero approdare al Consiglio dei Ministri del prossimo 5 gennaio, ma i sindacati sono in allarme, dicono le sigle sindacali, la ripresa delle attività didattiche non deve e non può riprodurre modelli che si sono già rivelati ingestibili. Si ricorda da parte delle sigle sindacali con molta preoccupazione l'esperienza delle lezioni organizzate in parte in presenza, in parte a distanza. Lo ricordano anche molte famiglie, lo ricorderete anche voi telespettatori da casa, il periodo non certo felicissimo di questa doppia gestione. Ma lasciamo la parola al governatore che è arrivato con l'assessore Lanzarin. -1. Vabbè. Grazie, buongiorno a tutti, scusate il ritardo ma abbiamo avuto dei problemi tecnici stamattina, però abbiamo risolto. Ci raggiungerà, avete freddo? Adesso spegniamo quell'affare lì, va? Stacca la spina. Stacca la spina. Posto. Grazie. Perché è un purificatore ma fa anche freddo. Ci raggiungerà la dottoressa Russo che abbiamo ritenuto utile far intervenire oggi, è la prima conferenza stampa dell'anno fra l'altro, per dare uno spaccato che sia troppo alto il volume, bisogna abbassare un po' il volume, per dare uno spaccato ma sto un po' più distante, per dare uno spaccato di quello che è poi il nuovo decreto legge riferito alle quarantene, ai tamponi e altro, in modo tale che facciamo chiarezza una volta per tutte, visto e considerato che ci sono grosse novità e che molti cittadini è giusto che sappiano, non so, se c'è una persona oggi in quarantena perché è contatto di persona positiva e lui è asintomatico, non è positivo, o lei è asintomatica, non è positiva ma è un contatto e ha il booster, cioè ha fatto la terza dose, non dovrà presentarsi a fare il tampone finale perché non è più previsto. Insomma, siamo in una fase un po' di limbo, di passaggio, però insomma nel giro di una settimana dovremo andare a regime. Dottoressa Russo poi vi parlerà anche di altre cose. Sono qua con l'assessore Lanzarin e pensiamo appunto che sia giusto fare un punto della situazione intanto, visto e considerato che non ci vediamo da 3 giorni, 4, con rispetto al bollettino quotidiano. Allora, i tamponi molecolari sono 8.349.672.
I tamponi rapidi sono 13.671.485 e quindi vi dico che ufficialmente abbiamo passato i 22 milioni di tamponi, esattamente 22.021.157, 22.021.157. Quindi sostanzialmente se fate, sono 22 mesi, è quasi 1 milione di tamponi al mese, sono 900.000 tamponi al mese. Positivi nelle ultime 24 ore, 6.468. Allora ragazzi, mi sembra logico che quel dato di 14.000 in un giorno fosse un dato anche figlio di quel periodo. Adesso vedremo domani il dato, vedremo dopodomani il dato e ne vedremo una stabilizzazione, perché come avete visto da 14.000 siamo passati a 2.000, 3.000, quanti erano? Cioè abbiamo avuto troppi sbalzi che sono gli sbalzi naturali, 3.008 erano, in un periodo di festività. Oggi c'è questo che è un dato già ben pulito, sono 6.468. 6.468 che rapportati a 49.798 tamponi hanno un'incidenza del 12,99% di positività. Noi tutti i giorni verso le 5 del pomeriggio, 5 e mezza, vi mandiamo una tabellina, non so se la vedete, che è quella, avete visto che noi siamo sempre abbondantemente sotto la media nazionale, perché finalmente dopo 20 mesi si è riusciti a far capire a livello nazionale che non bisogna guardare il numero dei positivi ma la percentuale dei positivi sui tamponi. Allora facciamo noi la tabella così non c'è più dubbio, vedete che nessuno la contesta, sono dati ufficiali e vedete anche, tranne ieri, che tutti i giorni noi siamo quelli che fanno più tamponi in Italia nelle 24 ore. Numero dei positivi dall'inizio dell'infezione, quindi dal 21 febbraio, 670.277. Numero dei positivi ad oggi, sono una mole importante, sono 111.589, ma questi sono figli ovviamente di tanti tamponi che si fanno, quindi 111.589. Ricoverati totali 1.516, più 50. I 1516 sono così distribuiti: 1316 in area non critica, numero tondo in terapia intensiva 200 meno 2. Sapete che da casa ci scrivono spesso che dobbiamo andare più lentamente con i cartelli che devono segnarsi i dati. Terapia non Covid, manteniamo l'attività ospedaliera anche se non ai massimi livelli, 2,67. Totale dei decessi 12.417 più 9. Totale dei dimessi 25.570. Che è sempre per... non si sente da casa. No. Vabbè, ma non sai che ogni volta non si sente da casa, vuol dire che non è gestita bene sta roba. Perché non si sente da casa? C'è un problema legato al docking che non va più, quindi adesso diciamo... Ma non avete fatto prove prima? Sì, abbiamo fatto. Vabbè, perché anche l'ultima volta non si sentiva da casa. Allora, dei 25.000, vi dicevo, dimessi, noi dobbiamo ricordare che ci sono, eccoli qua, 670.000 contagiati, quelli che parlano di cure domiciliari, questa è la risposta, cioè di 670.000 potenziali, 25.000 sono finiti in ospedale. Allora, ultime informazioni, 33.770 sono i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore, dei quali 26.183 booster.
Vi dico anche che i booster ormai sono 1.759.000, quindi abbiamo superato quell'obiettivo che avevamo di 1,5 milioni entro il 31 dicembre. Considerate che entro fine febbraio noi abbiamo 2 milioni di target, prego dottoressa, 2 milioni di target di cittadini che potenzialmente sono vaccinabili con la dose booster e quindi con tutti i richiami. Siamo a un'incidenza di 820,1 su 100.000 abitanti, R con T 1,19, area non critica, quindi medica, 19,5. Per passare all'arancione bisogna che quest'area, diamo per scontato che l'incidenza è già target da arancione, l'area non critica medica da 19,5 deve andare a 30, quindi sono 10,5. Dovremmo andare più o meno a 1.800 ricoverati in area non medica. Terapia intensiva 18,6, si sta avvicinando la fascia arancione perché è 20, però insomma il fattore limitante è importante ancora l'area non critica, quindi ragionevolmente almeno 2 settimane, cioè, le faremo anche, si sente adesso? Almeno 2 settimane le faremo in assoluto, si spera, giallo. 2 o 3 considerazioni. Variante Omicron, poi ve lo dirà anche la dottoressa Russo, perché c'è una bella indagine che l'assessore ha portato avanti, che poi vi verrà spiegata, sulle presenze delle varianti nelle acque reflue, nelle fogne, per capirci. E si vede, intanto sono stati i primi a livello nazionale a beccarla, la Omicron. E si vede anche, poi io non anticipo niente, si vedrà anche, la dottoressa Russo vi dirà anche quanto pesa. Allora, siamo in ambiente Omicron, abbiamo capito che è una variante un po' particolare, molto contagiosa. I pranzi di Natale ci hanno già dato un'anticipazione di cosa significhi molto contagiosa, nel senso che abbiamo intere famiglie che si sono presentate per dover fare il tampone, magari asintomatiche, perché avevano qualcuno con i sintomi, ma si vede, peraltro anche con un'incubazione, se così la possiamo definire, di 3-4 giorni, nel senso che quelli del pranzo di Natale già ci siamo ritrovati il 28 e il 29 direttamente ai punti tampone con sintomi, quindi è molto veloce. A differenza, mi permetto di dire, della prima fase, sto parlando del febbraio 2021, quando comunque avevamo sempre i 5 giorni, 8 giorni, cioè sembrava quasi che la positivizzazione fosse qualcosa di molto più impegnativo. Allora, non è vero che la variante Omicron è da sottovalutare, sì, per carità, è altrettanto vero che il monte dei positivi e dei sintomatici è grande e quindi è inevitabile che per la proprietà transitiva il monte di quelli che si curano a casa sia una quota importante dei cittadini. Quindi trovi qualcuno che ha sintomi, ti dirà probabilmente 9 volte su 10 mi sono curato a casa, e sono tanti perché si stanno infettando in tanti. È altrettanto vero che le ospedalizzazioni sono quelle che ci preoccupano. Perché? Perché pur essendo una variante, qualcuno ha detto ma questa rischia di raffreddorizzare, no? O rischia di farti, fratto alle caratteristiche del mal di gola, raffreddore eccetera, ma è altrettanto vero che avendo un grande contingente di persone contagiate, perché è molto contagiosa, una quota minimale comunque arriva in ospedale. Non è vero che l'ospedale è equamente rappresentato, i ricoverati diciamo rappresentano in maniera uguale i vaccinati e i non vaccinati. I non vaccinati, guardate, anche stamattina leggevo una lettera di un giovane anestesista che giustamente diceva guardate che noi non ce la facciamo più, facciamo 12 ore al giorno in terapia intensiva e devo dire che stiamo ricoverando solo non vaccinati. Questi sono i dati, l'80% di chi è ricoverato in terapia intensiva è non vaccinato. L'80%, quasi l'80%. Abbiamo tutti i dati. 1 su 2, per dirla proprio in maniera veloce, in area non critica è non vaccinato. Considerate che oggi i non vaccinati rappresentano meno del 13%, perché siamo all'87,5% di vaccinati in Veneto, quindi sono il 12,5%.
Quindi è inevitabile che il non vaccinato si esponga di più. Qui non è una campagna pro-vax o roba del genere, abbiamo l'obbligo di dire come stanno le cose, visto e considerato che ormai 1500 pazienti in ospedale ce li abbiamo, dei quali 200 in terapia intensiva. E le condizioni quali sono? Sono le condizioni che mi permetto di dire ancora una volta, riprendendo anche quello che dice l'ECDC a livello internazionale, cercare di utilizzare i dispositivi di protezione. Devo dire che ci raggiungono reportage fotografici di piazze dove le mascherine sono un'utopia, e di portare le mascherine all'aperto e al chiuso, in particolar modo se ci sono assembramenti. Vi ricordo che in zona gialla è obbligatoria la mascherina, non è una dittatura, serve la mascherina, punto e basta. Ma anche vi ricordo che l'altro aspetto, visto e considerato che comunque sono ancora giorni di pranzi, cene e festività che si trascineranno almeno fino al 6, per quanto possibile, vedo che ormai è diventata anche una consuetudine per molti, un tampone rapido o un tampone fatto un fai da te o un rapido in farmacia o qualcosa, mette, diciamo, più al sicuro la compagnia che diciamo il gruppo di persone che si ritrova a cenare. A volte alcuni mi dicono ma non ci è servito far nulla perché ci conoscevamo. Non vuol dire niente, cioè il termine della conoscenza o della parentela non serve a nulla, a meno che non siate conviventi, e allora già mangiate assieme tutti i giorni, quindi non è che vi serve il tampone per fare il veglione da soli. Però ecco, anche questa condizione. Dopodiché tema booster, dopo ve lo dirà la dottoressa Russo. Tema booster è stato, come il tema del completamento del ciclo vaccinale primario, diciamo le prime 2 dosi al di sotto di 120 giorni di attesa entro i 120 giorni di attesa per la terza dose, va sostanzialmente a riconoscere l'efficacia del vaccino. E ciò non toglie che il vaccinato possa diventare contagioso per altri, questo lo sappiamo. Cioè non è che il vaccino è la patente per aver risolto tutti i problemi, ma di certo è la patente per ridurre di molto il tema dell'infezione e soprattutto di sintomi clinici che ci possono portare in ospedale. Io non aggiungerei altro, vi lascio solo con la preoccupazione che abbiamo. Insomma, vedete che abbiamo questa lenta e inesorabile incremento di ospedalizzazione, che noi non è che ce lo possiamo permettere all'infinito. Oggi sono 50 persone, vabbè, è un lunedì mattina, è vero che può essere una contabilità del fine settimana diciamo raggruppata tutta in questo bollettino, vedremo i prossimi giorni, però la preghiera ai cittadini è far capire che noi non ci possiamo permettere gli ospedali pieni. Ringrazio tutti i sanitari e tutti coloro che hanno lavorato in queste giornate di festa, perché hanno lavorato come non ci fossero le feste, quindi veramente un ringraziamento particolare a nome mio e dell'assessore Nazzarini, ne abbiamo parlato anche prima, a tutti i sanitari, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, gli amministrativi, insomma i volontari, tutti coloro che si sono comunque adoperati in queste giornate di festa senza festeggiare il Natale a casa, la vigilia, piuttosto che l'ultimo dell'anno, perché ricordo che i nostri 68 ospedali restano aperti H24 tutti i giorni dell'anno, pronto soccorso compresi. Quindi veramente un grazie di cuore a loro. Ecco, anche per dare un segnale a loro, inutile scrivere grazie ai nostri eroi o altre robe del genere, ecco, un ringraziamento che possiamo fare è quello di rispettare le regole. Ai nostri sanitari già basterebbe sapere che tutti portano la mascherina, che tutti rispettino le regole. E io non aggiungo altro, anche perché poi la dottoressa Russo ha un bel po' di roba da dirvi. Se avete domande, dopo vi lascio con la dottoressa. Prego. Ecco, allora cominciamo da Cristina Giacomuzzo, poi la collega Zambon, poi Prigioni. Buongiorno. Buongiorno. Presidente. A livello nazionale si sta discutendo di possibile mini DAD al rientro delle vacanze. La Lega, il suo partito, con il Movimento 5 Stelle è contrario. Lei cosa ne pensa e se in Veneto si sta studiando un provvedimento ad hoc? Io vi dico, il mio pensiero non è un fatto politico, io sono profondamente
Cioè, penso veramente che mandare in DAD i bimbi non vaccinati in un regime nel quale regime vaccinale, piano vaccinale, non vi è l'obbligatorietà, sia discriminatorio, punto. Lo dico perché eviterei, guardate che l'emergenza c'è, la necessità di provvedere a fare qualcosa sulla scuola c'è, noi stiamo lavorando su questo, non possiamo anticipare, che non passi l'idea che la scuola è un percorso netto, perché sono 800.000 persone che si ritrovano in ambienti confinati, come vi dicevo l'altro giorno, che noi chiamiamo aule, sono delle aule, è inevitabile che se c'è, basta guardare l'incidenza sui bimbi in età scolastica, prendete le scuole primarie, passano in 1000 di incidenza, vuol dire 1000 casi su 100.000 a settimana, quindi vuol dire che se ce n'è uno su 100 ragazzi radunati, uno positivo c'è. Allora, non possiamo fare i livelli della Gran Bretagna, che oggi ha parlato Johnson stamattina, penso, ho visto un'agenzia internazionale, dice noi faremo il tampone a rientro e poi ogni due tamponi alla settimana. Ecco, vorrei ricordare che noi avremmo potuto fare come Johnson se, poi sto parlando del premier di Boris Johnson e quindi della Gran Bretagna, se avessimo portato avanti la strategia che avevamo nei Veneti, che è quella del fai da te, per loro consegnano i tamponi, ma siccome qua da noi ci sembrava che a toccare lo stecco del tampone ci volessero 3 lauree, ecco adesso avete visto che appena un po' si è parlato, grazie alle CDC, 20 mesi dopo che l'abbiamo detto noi, di pensare al fai da te, voi immagino abbiate avuto notizie che sono andati a ruba i fai da te, cioè non si trovavano più, quindi fai da te è una buona soluzione. Dopodiché la perfezione non c'è in nessun test, però è una buona soluzione. Dall'altro lo considero discriminatorio e eviterei di creare anche questa discriminazione, che peraltro, guardate, se volessimo proprio analizzarla fino in fondo, spesso sono bimbi di genitori vaccinati, quindi si rischierebbe anche di fare un mix di conflitti sociali che poi diventano trasversali, diciamo, in maniera anche atipica, se volete, no? Quindi io eviterei di aprire un altro fronte, ma comunque sulla scuola bisognerà intervenire. Non sto annunciando chiusure di scuole perché ancora non stiamo parlando di questo, stiamo lavorando, aspettiamo anche le risultanze di una proposta della dottoressa Russo e dopo ne abbiamo discusso anche stamattina e dopo le renderemo note e pubbliche. E se si dovesse rientrare, con che regole si rientrerà? Con la circolare del 14 dicembre o anche questa è oggi c'è una circolare che è chiara, però noi non escludiamo di fare delle proposte innovative. Grazie. Martina Zambon. Anzi, le faremo, non è che le escludiamo. Buongiorno, quindi non insisto su questo punto, volevo capire se la Regione aveva un margine di modifica autonoma, diciamo, rispetto a una... Ma noi abbiamo una fortuna, la dottoressa Russo per la professionalità che lei ha riconosciuta a livello nazionale è il coordinatore del tavolo per le regioni, per cui quello che si pensa qui in Veneto poi diventa elemento di lavorazione a livello nazionale. Cioè le scuole sentinella nascono in Veneto, per capirci, come molte altre attività sul fronte della prevenzione. Sul fronte della prevenzione, insomma, tutti ci riconoscono questa leadership e quindi approfitto anche per ringraziare la dottoressa che oggi doveva essere in ferie, che l'ho richiamata, ma penso che i Veneti siano anche felici di vederla. Volevo chiedere poi altre due cose, posto Prego. che tutto il vademecum sulle quarantene se lo spiegate dopo. Sì, la dottoressa farà chiarezza fino in fondo. Dunque, volevo chiedere due cose. Come stanno i reinfettati? Cioè che tipo di infezione presentano i guariti e poi reinfettati? Ma dalle notizie che abbiamo ancora non abbiamo, diciamo, dei report ufficiali, ma le notizie dei clinici che sono sostanzialmente reinfezioni paragonabili a delle infezioni. Nel senso che non è che il reinfettato, come si può dire, si ammala di meno o si ammala di più, rientra nello spettro delle casistiche che ci sono. Uno ammalato nella primissima fase. Diciamo che non è una patente averlo avuto il Covid e non aver più guai per poi, diciamo, mettiamolo così.
Va bene. E poi ci segnalano, questo volevo chiederlo invece, forse più alla dottoressa, c'è una sorta di vuoto normativo sui dodicenni, più di qualcuno ci chiede di chiedervi chi ha già fatto la seconda dose fra i dodicenni, i tredicenni, non ha ancora accesso alla terza ma sono già passati 4 mesi. Non l'hanno ancora previsto? Lo so che non è ancora prevista, restano così? Sì. E nel momento in cui ne passano altri 2 di mesi arriva anche la scadenza del Green Pass per questi ragazzini? Dovranno decidere prima che scada, ma anche per chi ha fatto il booster, cioè dovranno decidere se si farà la quarta dose o cosa si fa. Israele, vi ricordo che ha iniziato la quarta dose, quindi noi abbiamo un Green Pass che scadrà adesso a 6 mesi, giusto? Dal 1° di febbraio, e quindi chi ha terza dose, io ho fatto la terza dose a dicembre, è inevitabile che a giugno o ti dicono di fare la quarta o buttiamo via tutte le carte e finisce lì. Sempre con l'auspicio che ce lo dicano per tempo di dove fare eventualmente la quarta. Sì, questo è vero. Vi ricordo che quando io facevo gli appelli a luglio-agosto di quest'anno sulla terza dose non venivo ascoltato, minimamente neanche commentato da quelli che di solito si divertono a commentare ogni roba che dico. Adesso inizieremo a dire: se c'è da fare una quarta dose ditecelo per tempo, che almeno ci programmiamo. Grazie. Prego. Tocca alla collega Prigioni. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Presidente, vorrei tornare sull'attacco Ekel dell'URSS Sayugane. Al mattino oggi dice che c'è la richiesta di un riscatto e che ad agire sarebbe stata il gruppo dei cybercriminali di Lockbit 2.0. Che cosa ci può dire? Non so niente. Noi riscatti non ne paghiamo. Che scaderebbe il 15 gennaio. Vabbè, cosa succede? Che pubblicano tutti i dati che hanno hackerato. Almeno così leggo nel mattino. E li pagano per pubblicare i dati? Io ho letto il mattino. No, dico, li pagano per pubblicare i dati? Se non prendono il riscatto li pagano per pubblicare i dati, è una ritorsione. Noi i riscatti non ne paghiamo. Grazie. Prego. Anche perché non possiamo pagarne oltretutto. Ci sono altri colleghi che intendono intervenire. Alda Vanzan. Presidente, mi scusi, torno sulle Buongiorno. scuole perché come in redazione continuiamo a ricevere abbastanza richieste di chiarimenti, ma anche lamentele. Ci sono genitori che dicono: ma se i nostri figli, che sono alle superiori, quindi stiamo parlando di ragazzi non maggiorenni ma quasi, insomma, si sono vaccinati e li lasciamo tutti a casa in DAD, non c'è il rischio che passi il messaggio che alla fine chi non si è vaccinato viene trattato alla pari di quelli che invece hanno fatto, come diceva lei in passato, un sacrificio per tutti? Ma infatti noi porteremo avanti una proposta che va in questo senso sulla scuola, però non possiamo anticiparla oggi, nel senso che di modifica di regole, la proposta di modifica di regole rispetto alle quarantene, alla durata delle quarantene e di chi dovrà fare quarantena rispetto alla situazione vaccinale. Per la presenza a scuola? Sì, anche per la presenza a scuola. Cioè, ma non discriminando il vaccinato o non vaccinato, c'è comunque un tema, cioè, dove diciamo che soprattutto nelle superiori abbiamo una percentuale di vaccinazione molto alte, per cui riusciamo a gestire meglio la presenza dei ragazzi a scuola, in quel senso. Non è chiarissimo, ce lo spiegheranno. Stiamo andando tipo il gioco con Loca. No, ma mi rendo conto, ma... No, è che manca pochissimo, cioè direi lunedì prossimo i ragazzi torneranno in sì, classe. Ma il problema è che la dottoressa ne deve parlare anche con i colleghi a livello nazionale. Sarà comunque una decisione che prenderà il Veneto in autonomia oppure si adotterà una decisione nazionale? È sempre del tavolo nazionale. Quindi sarà una disposizione uguale per tutto il Paese e ci saranno, da quello che ci sta dicendo, delle modifiche. Che però non prenderanno, cioè io vaccinato, se dovrò stare a casa starò a casa come i non vaccinati. Però con delle modalità light. Okay. Devi scusarmi, ma non... per fatto di correttezza. Al tavolo nazionale immagino che ci siano delle notizie presumibilmente metà settimana, in modo che le famiglie si possano organizzare. Sì, guarda, la dottoressa la segue lei in prima persona. Altro ragazzi? Bene, allora passo la parola alla dottoressa. Noi ci vediamo anche domani a Palazzo Balbi e ne approfitto per augurare buon anno a tutti. Siamo solo al 3 oggi, no? Sì.
ci siamo già mangiati tre giorni dell'anno. E grazie ancora sempre per la presenza, grazie veramente. Mi scuso con coloro che sono a casa per l'audio, ma vedremo di migliorare anche su sto fronte. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sul discorso del decreto legge e della circolare attuativa che poi è stata emanata dal Ministero, è arrivata praticamente il 31 e quindi abbiamo dato alle aziende tutte le indicazioni per cercare di recuperare su queste, sulle persone che sono poste principalmente in quarantena. Allora, la circolare, naturalmente, la circolare ministeriale che segue al decreto risponde all'obiettivo del fatto che è cambiato lo scenario. Abbiamo visto che abbiamo tantissimi casi positivi in tutte le regioni, è molto difficile seguire il tracciamento di tutti i casi e soprattutto di tutti i contatti ed è molto difficile non tener conto del fatto che non è solo cambiato lo scenario dal punto di vista dei nuovi casi, è cambiato lo scenario perché ci sono moltissime persone che sono vaccinate, quindi la maggior parte della popolazione è vaccinata, anche con terza dose, quindi con dose booster. Di questo bisogna tener conto nelle misure che vengono intraprese. Sin dall'inizio voi avete seguito insieme a noi il percorso di adeguamento delle misure in rapporto allo scenario, quindi adesso siamo in questa fase per cui vengono adottate delle misure che sono diverse. Se lo scenario cambierà ancora, cambieranno anche le misure. Allora, abbiamo detto che adesso abbiamo tra l'altro una nuova variante, quindi un virus che si presenta con una nuova veste, con un nuovo comportamento, quindi bisogna tener conto anche di questo. Elevata contagiosità, ma contagiosità che si dovrebbe risolvere nell'arco di 5 giorni. Quindi questo concetto dei 5 giorni viene ripreso in alcuni punti del provvedimento che cambia la situazione. Allora, per quanto riguarda intanto il soggetto positivo, cioè il soggetto che è un caso sapete che viene posto in isolamento. Al momento, se il caso, quindi il soggetto che è stato vaccinato anche con la dose booster, si positivizza, se negli ultimi 3 giorni del suo percorso di isolamento risulta asintomatico, può terminare l'isolamento al 7° giorno, quindi si riduce la durata dell'isolamento che finora era 10 giorni per tutti. In questo caso differenzia. Se io ho fatto la terza dose, quindi ho fatto la dose booster da meno di 120 giorni, ciò significa che ho un'alta copertura immunitaria, per cui se sono asintomatico da 3 giorni, al 7° giorno posso chiudere l'isolamento e avere certificato di guarigione, quindi una durata inferiore. Per quanto riguarda i contatti del caso, dipende anche lì dalla sua situazione vaccinale. Quindi se il soggetto non è vaccinato o perlomeno ha fatto una prima dose magari da meno di 14 giorni, quindi non è ancora protetto, rimane la quarantena dei 10 giorni. Alla fine della quarantena fa un test, che può essere un antigenico oppure un molecolare. Se questo test è negativo, la persona esce dalla quarantena. Poi abbiamo invece la persona che ha fatto 2 dosi, quindi ha fatto il ciclo primario da più di 120 giorni. In quel caso, se è un contatto, rimane praticamente in quarantena però per 5 giorni. Alla fine del 5° giorno fa il test e esce dalla quarantena. Invece il soggetto che si trova nelle condizioni migliori da un punto di vista, della sua protezione, perché ha fatto la dose booster oppure è guarito da meno di 120 giorni, quindi è un guarito che comunque ha sviluppato una protezione immunitaria recente, non è soggetto a quarantena. Quindi questa persona va in autosorveglianza, cioè gli viene raccomandato, non c'è un provvedimento che dice tu sei in autosorveglianza.
va in autosorveglianza, ha l'obbligo di mantenere la mascherina FFP2 per tutti gli ambienti che frequenta, quindi non soltanto per il lavoro, ma per semplificare anche se va al negozio. Quindi in tutti i suoi spostamenti mantiene un livello di protezione, diciamo, di igiene respiratoria più elevato. È un soggetto che deve stare particolarmente attento a quelli che sono i propri sintomi, quindi qualsiasi cosa non va sottovalutata, neppure il bruciore alla gola, perché nel momento in cui si dovesse, nell'arco di questi 10 giorni, ma soprattutto nei primi 5, per i motivi che abbiamo detto, avere la percezione di una sintomatologia che può fargli venire il sospetto, deve subito avvertire il medico e andare a fare un tampone, perché potrebbe essere positivo. È chiaro che se diventa positivo torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio, diventa un caso, quindi va in isolamento e tutte le cose che abbiamo detto. Ecco, quindi queste sono le indicazioni. Questo che cosa ci comporta? Ci comporta un passaggio molto importante, che è il riconoscimento della protezione immunitaria fornita dal vaccino, che non è un premio, e naturalmente il fatto che la persona è più protetta e quindi è un rischio, corre un rischio inferiore, e questo è riconosciuto dalle evidenze scientifiche. Pertanto le misure vengono di conseguenza. Per quanto riguarda i contatti a basso rischio, voi sapete che quando abbiamo avuto le nuove varianti nel passato, avevamo la variante Delta all'inizio, poi abbiamo avuto la variante Beta, avevamo avuto delle misure che consideravano anche i contatti a basso rischio. Vi ricordate? Facevamo l'indagine epidemiologica molto ampia per considerare anche i contatti a basso rischio. In questo caso i contatti a basso rischio, una volta se venissero individuati o segnalati, fanno l'autosorveglianza e sorveglianza passiva, non hanno praticamente nessuna restrizione. Ecco, queste sono le cose. Per quanto riguarda, c'è un altro elemento, gli operatori sanitari. Gli operatori sanitari naturalmente seguono quello che è previsto anche dai primi DPCM, quindi se si contagiano nell'ambiente di lavoro fanno i tamponi a seconda del tipo di contatto che hanno avuto, e questa è una cosa. Viene introdotta invece una nuova specifica che riguarda l'operatore sanitario che si contagia a seguito di esposizione in ambito comunitario. Cioè io che sono un operatore sono contatto del fatto che mio figlio è positivo, oppure la persona insomma fuori dall'ambiente lavorativo. In questo caso può tornare al lavoro, ma nei primi 5 giorni deve fare un tampone al giorno. In queste condizioni può avere, diciamo, quella sorveglianza, in questo caso con tampone, dei primi 5 giorni, che consente insomma di mantenere un margine di sicurezza per lui stesso e anche per l'ambiente lavorativo che frequenta. Queste sono le cose che sono state introdotte nella circolare e che modificano quella che è la quarantena in rapporto allo stato vaccinale, modificano l'isolamento in rapporto allo stato vaccinale e consentono all'operatore sanitario di rientrare più rapidamente, diciamo, nell'ambito della propria attività lavorativa. L'altra cosa che noi stiamo seguendo, oltre naturalmente al monitoraggio insomma di tutti i positivi, negativi eccetera, è la ricerca del virus nell'ambito delle acque reflue. Questo è un percorso iniziato da diversi mesi, dapprima in maniera sperimentale, è stato iniziato da poche regioni ed era un progetto portato avanti, diciamo, in maniera, come si può dire, sperimentale appunto da alcune regioni, dopodiché a seguito di una direttiva europea che praticamente ha dato l'indicazione a tutti i paesi di monitorare la presenza del virus nelle acque reflue, è stato insomma come si può dire regolamentato. Infatti abbiamo anche un provvedimento che mette a sistema. Cosa vuol dire? Vuol dire che insieme alla direzione ambiente, insieme all'ARPAV e insieme ai gestori sono state mappate i depuratori del Veneto, sono stati presi a riferimento i depuratori presenti nelle province più grosse, dove confluiscono praticamente tutte le acque reflue, quindi Verona, Padova, Vicenza, Treviso e Venezia, tutti questi depuratori, e ogni settimana vengono prelevati dei campioni da questi depuratori e viene ricercato il virus.
Negli ultimi mesi, praticamente oltre alla individuazione Covid presente o meno, si è passati anche al sequenziamento del tipo di virus che si riscontra. Questo perché la presenza delle varianti ci dà proprio, l'individuazione delle varianti nelle acque reflue ci dà idea di come progressivamente si diffonda nella popolazione o sia diffusa nella popolazione questo tipo di variante. Nell'ultima, che è praticamente l'ultima mail proprio di questa mattina, sono stati messi a confronto a livello delle 15 regioni che partecipano a questo tipo di sorveglianza i campioni di 3 settimane, quella che va dal 5 all'11 dicembre, quella che va dal 12 al 18 e quella che va dal 19 al 25. Era arrivata appunto una raccomandazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che coordina insieme al Ministero questa sorveglianza, dicendo cerchiamo di sequenziare nel momento in cui troviamo il virus per capire se si tratta di una variante Delta o di una variante Omicron. Quindi fra tutte le regioni nella settimana del 5 e dell'11 dicembre siamo stati l'unica regione che ha già presentato la presenza, che ha già sequenziato la presenza dell'Omicron, e vediamo che nelle 3 settimane praticamente c'è un andamento crescente fino appunto all'ultima, quella che arriva il 25 dicembre, che rappresenta quasi l'80% dei campioni che sono stati sequenziati. Quindi questo praticamente è una fotografia di quella che è la progressione della diffusione di questa variante. Voi sapete che anche a livello europeo l'ECDC aveva detto per tutta l'Europa al massimo nell'arco del mese di gennaio e primi di febbraio praticamente tutti i paesi la Omicron avrà rimpiazzato la Delta, e quindi questa è appunto indicativa di questo tipo di progressione della circolazione che riscontriamo praticamente anche nella nostra regione. Quindi abbiamo sia le survey che vengono fatte sui tamponi somministrati alle persone, sia questa survey che praticamente prende i campioni che vengono fatti nelle acque reflue e cerca la variante. Quindi questo è importante, proprio è un altro elemento, un altro strumento, un altro tipo di sorveglianza che ci dà idea di quello che circola e anche di conseguenza di quello che può essere la diffusione poi nella popolazione. Ecco, questi sono gli elementi. Domanda per la dottoressa Russo, Alda Vanzan. Dottoressa, buongiorno. Restando a questa ricerca, anche le altre regioni hanno trovato la Omicron? Sì. Noi il Veneto l'ha trovata per prima, già la prima settimana? Sì. Le altre regioni non erano ancora, nella settimana del 5-11 eravamo gli unici dove era stata riscontrata. Nella settimana del 12-18 c'erano anche altre regioni, adesso praticamente in tutte le regioni, in tutte le 15 regioni. Sì, su questo, siccome c'è una delibera che è stata approvata la settimana scorsa, quindi una delibera molto fresca che spiega molto bene, oggi pomeriggio vi facciamo un comunicato con i contenuti della delibera, vi diamo anche il report, quello che spiegava adesso la dottoressa Russo, quindi me lo inviamo oggi pomeriggio. E invece, tornando alla comunicazione che ci ha fatto prima, quando lei parla, dottoressa, della nuova circolare ministeriale che avete diffuso alle ULSS, dell'isolamento è per i positivi e della quarantena per i contatti, quelli che fanno la quarantena e poi devono fare il tampone possono andare in farmacia oppure devono chiamare per forza cose il medico di base? Allora, sulle farmacie noi, non mi ricordo se l'avevamo detto anche qua, forse l'aveva detto anche l'assessore, avevamo richiesto formalmente al Ministero e all'Istituto di rivedere l'accordo per poter includere anche le farmacie e nelle strutture che potevano fare il tampone ai contatti. E infatti allora noi abbiamo fatto un incontro col Ministro Speranza, Commissione Salute, il 31 mattina, no? A domanda specifica fatta al Ministro Speranza sul discorso delle farmacie, perché si è parlato anche di scuola e quindi della riapertura delle scuole, dei protocolli delle scuole, insomma di tutte le cose che poi avete letto sui giornali. Allora abbiamo chiesto specificatamente per quanto riguarda le farmacie, il Ministro Speranza ha detto che hanno autorizzato le farmacie a fare i tamponi anche ai contatti che prima non potevano, voi sapete, quindi c'era quell'inghippo,
però non è ancora arrivata, diciamo, la circolare, quindi siamo in attesa che arrivi la circolare. Il ministro Speranza l'ha già data per fatta questa cosa, ma siamo in attesa che arrivi la circolare per poi concordare con le farmacie le modalità, perché chiaramente questi sono tamponi che sono quelli di fine quarantena, dei contatti eccetera, però aspettiamo la circolare, i contenuti della circolare. Però il ministro Speranza ha detto che ha già accolto questa osservazione. Bene, mentre invece gli isolati, cioè quelli che diventano positivi, comunque dovranno continuare ad andare dal medico di base per fare l'ultimo tampone? Il tampone di fine isolamento può essere fatto, perché è un tampone di guarigione, con i tamponi che sono di seconda generazione, di terza generazione o comunque di ultima generazione o molecolare. Siccome la farmacia fa quelli di prima generazione, non può fare il certificato di guarigione, è lo stato attuale. Ha chiesto di intervenire Moscati. Sì, dottoressa, buongiorno. Io chiedevo questo grande aumento di Omicron, in percentuale abbiamo visto nelle acque reflue addirittura dell'80%, e questa minor sintomatologia, la minor sintomatologia è dovuta alle vaccinazioni oppure al virus? Cioè, come mai, nonostante siamo arrivati all'80% di Omicron, abbiamo ancora un aumento delle terapie intensive? Cioè dovrebbe essere anche questa a calare se la sintomatologia non dipende dal vaccino. È una domanda che si fanno tutti un po'. Grazie. Sì, grazie. Allora cerco di spiegare con quello che al momento insomma sono gli elementi di cui disponiamo, chiaramente, quindi non ci sono delle risposte in senso assoluto. Allora, intanto abbiamo, come ha detto prima il Presidente, come abbiamo ripetuto in continuazione, la maggior parte delle persone che hanno una sintomatologia grave a seguito di contatto con il virus sono le persone non vaccinate. Su questo non c'è dubbio. Questo perché? Perché è chiaro che il virus che entra nell'organismo di un soggetto che ha sviluppato una protezione immunitaria ha un certo tipo di comportamento, se trova un soggetto completamente suscettibile ha un altro tipo di evoluzione. Questo riguarda tutte le malattie in generale, quindi tutte le infezioni, tutte le malattie infettive. In particolar modo riguarda questo tipo di virus che sappiamo essere molto aggressivo. Poi abbiamo anche il fatto che la Omicron, quindi la circolazione di questa variante, determina una azione che è rivolta anche alla persona con cui viene a contatto nei confronti della protezione della persona stessa, quindi riduce gli anticorpi neutralizzanti che la persona ha sviluppato o a seguito del fatto che era venuto nel passato in contatto con il virus o al fatto che si è vaccinata. Quindi gli anticorpi neutralizzanti che io ho sviluppato dopo aver fatto la seconda dose, se vengo a contatto con la Omicron, questo tipo di contatto mi determina un abbassamento delle mie difese immunitarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che ritorno in un certo senso più suscettibile rispetto a com'ero. Proprio per questo è necessario fare la dose booster, perché la dose booster determina un rapidissimo aumento e quindi riporta quella che è la protezione dell'individuo a livelli pre-incontro con l'Omicron, diciamo, no? Quindi non solo il tempo che determina la riduzione, ma anche questo incontro con questa variante praticamente abbassa le difese, per cui le persone che fanno il booster sono più protette nei confronti di questa variante. Poi, oltre ai soggetti non vaccinati, si ammalano e vanno a finire in terapia intensiva, quindi hanno un decorso più grave anche quelle persone che hanno normalmente, anche questo succede in tutte le malattie, o una scarsa risposta al vaccino e quindi non sono, diciamo, il proprio organismo non è in grado di sviluppare un'immunità che è abbastanza forte per contrastare il virus, oppure hanno anche l'associazione purtroppo di altre patologie. Però i dati che vediamo insomma ci confortano, perché avete visto i tassi, avete visto che le infezioni per fortuna ad oggi, ripeto,
per le fasce più protette, che sono quelli dei più anziani, che abbiamo vaccinato per primo con tutte le dosi, compresa la terza dose, sono al momento quelle che stanno resistendo di più. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il vaccino veramente funziona. La Omicron, da un punto di vista, l'ha spiegato qualche giorno fa anche il collega dell'IZS e anche la dottoressa Ricci, avete visto, ha una conformazione diversa rispetto a quella che aveva all'inizio e sembra, da quello che sono le evidenze, che abbia una contagiosità più elevata ma anche probabilmente una gravità inferiore. Però prima di poter consolidare questo tipo di informazione dobbiamo aspettare un attimo e vedere l'evoluzione che attualmente praticamente stiamo vedendo, ma si deve consolidare. Martina Zambon. Dottoressa, solo una specifica. Abbiamo capito bene il tema delle nuove quarantene, però un caso tipico è il bambino, magari d'età primaria, ci segnalano in tanti questa situazione, il genitore magari già con la terza dose, che quindi potrebbe andare a lavorare con l'FFP2. La raccomandazione in questo caso, se è possibile fare smart working, è comunque di ridurre gli spostamenti in generale, lavoro o non lavoro, dal suo punto di vista, oppure no? Per le persone che vengono a contatto certamente sì. Super vaccinati ma certo. Con i bimbi positivi, come buon senso. Certo, certamente sì, perché il soggetto che è in autosorveglianza è una persona che deve essere particolarmente responsabile, l'abbiamo detto. Allora è obbligatoria l'FFP2. È importante che faccia un'attenta valutazione di quella che è la propria sintomatologia, e io dico che è una persona che deve fare attenzione anche a non fare quelle cose che potrebbe anche evitare, quindi il più possibile svolgere le proprie attività che sono essenziali. Ecco. Però diciamo che dopo 5 giorni senza sintomi certo. può ritenersi salvo. Sì, diciamo un po' fuori pericolo tra virgolette per sviluppare una sintomatologia, ma non ne siamo sicuri perché non circola solo l'Omicron, circola anche la Delta, che come sappiamo ha un altro decorso e una lunghezza di incubazione superiore alla Omicron, quindi le difese non si abbandonano mai, se no torniamo indietro piuttosto che andare avanti. Ecco, questo è il monito che noi vogliamo dare. Grazie. Alda Lanzan. Tornando a quello che aveva detto prima il Presidente Zaia, dottoressa, cioè analizzando i dati, il Presidente aveva detto per altre 2 settimane dovremmo stare in giallo, quindi la deadline che inizialmente era stata fissata al 10 gennaio adesso sarebbe dal 17? Sì, è così. Allora, diciamo che questi modelli provvisionali si basano sui dati che abbiamo giorno per giorno. Sulla base dei dati di cui disponiamo ad oggi, questo è il modello previsionale, tra l'altro a breve scadenza possiamo farlo, quindi vediamo man mano la velocità con cui aumentano sia i ricoveri in area critica che in area non critica e facciamo delle previsioni. È chiaro che se dovesse invece esserci un aumento o speriamo un rapido decremento, chiaramente le previsioni cambiano, quindi attenzione nel monitoraggio anche giorno per giorno, però al momento questo è quello che ci dicono i nostri modelli previsionali, anche perché certo. E quindi al momento rimaniamo in giallo per quanto riguarda le prossime settimane. Anche perché avete visto i dati che ha dato il Presidente, cioè noi comunque ci mancano 11 punti per arrivare al 30%, che è uno dei parametri che anche l'ultima volta nel passaggio da bianco a giallo è l'ultimo parametro che è scattato, e quindi insomma mancano un bel po' di punti, fortunatamente 30. Due principalmente, cioè terapie intensive e area non critica. L'incidenza chiaramente è un po' passata in secondo piano, i 2 criteri principali sono le ospedalizzazioni. Cristina Giacomuzzo. Sì, una precisazione, ma allora si resta gialli per le prossime 2 settimane, ma avete previsioni di picco che erano decisamente spostate intorno alla metà di gennaio? Si va oltre? Non lo sappiamo, il picco non sappiamo quando allora diciamo che al momento l'incidenza, come diceva l'assessore, ma da quest'estate, perché avete visto che è cominciata quest'estate l'aumento dell'incidenza, con una bassa invece gravità e quindi stress sul sistema sanitario. L'incidenza non sappiamo se continuerà a crescere perché abbiamo un Omicron molto contagiosa, abbiamo detto, e quindi è probabile che i positivi possano aumentare, ma questo speriamo non corrisponda all'aumento dello stress sui sistemi sanitari, quindi non possiamo al momento individuare un picco.
Martina Zambon. Rispetto a questo, Assessore, volevo chiederle a che punto siamo con la contrazione delle prestazioni sanitarie, visto che si lega naturalmente all'ospedalizzazione per Covid. Ma è in vigore, voi sapete, la circolare che è stata firmata dal dottor Flor ormai penso un mese fa, forse 20-25 giorni fa, che chiaramente riduceva tutte le prestazioni specialistiche non urgenti e emergenti, quindi quelle a 30 e a 60 giorni per capirci, e anche tutte le attività operatorie di elezione che richiedono terapia intensiva. Questo, e lo ripetiamo, perché comunque oggi con i centri vaccinali, con la capacità ma la volontà nostra di arrivare ai 60.000 vaccini giorno, come diceva il Presidente, perché ricordiamoci che adesso scatterà dal 10 di gennaio, scattano i 4 mesi per la dose booster, dal 1 febbraio scattano i 6 mesi per il discorso legato al Green Pass, e da quello che sentiamo probabilmente scattano altre misure rispetto appunto al famoso Green Pass rafforzato. Quindi noi prevediamo che ci sarà una corsa ancora di più accelerata alle dosi booster e alla vaccinazione, quindi necessità di potenziare sempre di più quella capacità. I centri tampone più i soggetti che abbiamo in ospedale, voi sapete che insomma che il problema del personale è un problema reale, contingente, quindi per forza di cose alcune attività devono essere in questo momento contratte, ridotte. E prevede un'ulteriore stretta proprio alla luce di questa corsa? Oggi no, oggi non prevediamo ulteriori riduzioni, già queste riduzioni però vuol dire che gravano molto sul sistema, perché vuol dire comunque accumulare prestazioni, ritardare in interventi e chiaramente in questioni che sono programmate. Ricordiamoci che le emergenze e urgenze vengono sempre garantite, tutta la parte oncologica viene sempre garantita e anche altre emergenze di qualsiasi natura vengono garantite. Poi c'è qualche azienda che riesce anche a fare qualcosina in più, però il problema è legato principalmente al personale. Se non ci sono altre domande o altri interventi da parte dell'assessore dottoressa Russo, ringraziamo tutti per la presenza e appuntamento a domani a Palazzo Balbi, come ha detto il Presidente. Grazie.